Bene, eccoci tornati in studio per questa terza parte di questa puntata di TV7 Match che, Ermanno, dedichiamo alle elezioni americane. Siamo a un mese praticamente dal voto del 5 novembre, quando gli americani saranno chiamati a esprimersi sui propri, per votare i grandi elettori che poi eleggeranno il presidente americano, ma insomma siamo in una campagna elettorale che sicuramente si è distinta per questo passo indietro di Biden, e in quest'ultimo periodo anche si è distinta per i grandi insulti che si sono rivolti i candidati alla Casa Bianca. Questo fa parte del gioco. L'importante è che Biden si sia ritirato, perché diciamo che questa elezione era un po' troppo prevista, prevedibile. I personaggi erano ormai molto conosciuti. Tutti e due avevano fatto una stagione di presidenza, di conseguenza si sapeva benissimo dove stavano andando. Io non ho visto molta differenza tra Joe Biden e Trump, perché alla fine, diciamo, uno ha chiuso la guerra in Afghanistan e l'altro ha aperto la guerra in Ucraina, ma a parte questo il problema è un altro. Adesso c'è la sorpresa. Quello che è, diciamo, la parte più accattivante di queste elezioni sono la presenza di una donna naturalmente chiamiamola di colore, è un po' a sorpresa perché ancora non la conosciamo in tutti i suoi aspetti, mentre conosciamo benissimo Trump. Di conseguenza credo che gli americani hanno una visione esatta di chi è Trump, perché ne ha combinati di tutti i colori, però non si sa questa donna, perché peraltro se fosse eletta sarebbe la prima donna negli Stati Uniti ad essere eletta presidente. C'era stato già un tentativo precedente, ma era andato male, e di conseguenza diciamo che questa è la grande sorpresa. Come riusciranno a farlo? Ci riuscirà nel percorso oppure Trump riuscirà a interrompere? Poi c'è un altro fatto, c'è l'ennesimo attentato americano a un ex presidente, a un potenziale presidente, che è stato l'attentato appunto a Trump, e questa è stata una cosa estremamente scandalosa, ma scandalosa al punto tale che addirittura c'era la gente che denunciava che sotto, parliamo dell'attentato, che sopra quella cabina, sopra quella terrazza, insomma, c'era qualcuno che aveva in mano un fucile, ma diciamo la difesa, la scorta di Trump non è stata così attenta e vigile e soprattutto veloce nel disarmare l'attentatore, e anche questo lascia pensare. A parte questo, noi abbiamo due ospiti che ci aiuteranno sicuramente ad affrontare il problema delle prossime elezioni. Peraltro noi abbiamo già prenotato, diciamo, la diretta dagli Stati Uniti, che ci sarà mandata dall'ANSA, e commenteremo poi quegli avvenimenti seguendo appunto le elezioni. Certo. Ricordiamo, questo è un inciso, che il sistema elettorale americano è stato copiato in parte dal sistema elettorale del Doge di Venezia, e era un sistema talmente complesso che era impossibile, diciamo, truccare le elezioni a Venezia. Speriamo che succeda anche negli Stati Uniti. Certo, certo, anche perché proprio nell'ultimo confronto elettorale, quello che ha portato poi alla vittoria di Biden, Trump ha gridato appunto al broglio, c'è stata una lunga battaglia legale e poi anche alle manifestazioni di piazza, ma poi ne parleremo. Invece presento gli ospiti che sono con noi, ringrazio per essere qui in studio il professor Stefano Luconi. Buonasera, professor Luconi. Buonasera, grazie di avermi invitato. Il professor Luconi è docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, e saluto in collegamento Alberto De Franceschi, tributarista. Buonasera. Buonasera De Franceschi. Buonasera a lei, gli ospiti e chi ci guarda a casa. Grazie anche a lei. Ermanno, anche per capire quali potrebbero essere, se ci possono essere, delle ripercussioni o delle,
delle conseguenze anche per l'Europa nei rapporti con gli Stati Uniti tra Kamala Harris e Trump. Trump l'abbiamo già conosciuto, come dicevi giustamente tu. Ma Kamala Harris avrà soltanto il compito di mantenere il diktat diciamo imperiale degli Stati Uniti sull'Europa. L'abbiamo visto anche con Assange. L'Europa non ha mosso un dito quando Assange era prigioniero in maniera, diciamo, illegale in Inghilterra, e si aspettava un'azione un po' più decente. Quindi l'Europa conta poco, anche se qualche volta conta nella misura in cui mandiamo le armi in Ucraina piuttosto che aiutiamo gli Stati Uniti o siamo dentro alla NATO, che naturalmente è giusto anche essere alleati piuttosto che nemici, però anche questo ha un limite, non è quello che fai, ma è importante come fai quello che devi fare. Certo. E in questo senso abbiamo il primo contributo, Kamala Harris verso la Casa Bianca. Kamala Harris è la candidata del Partito Democratico nella corsa alla Casa Bianca. Dopo il passo indietro di Joe Biden è arrivata in extremis la sua candidatura alla Sala Ovale. Una partenza in salita, la sua, nelle necessità di farsi conoscere e convincere gli americani che sceglierla è la cosa migliore per il futuro del paese. Nata nel 1964 in California, a Oakland, da madre indiana tamil e padre giamaicano, è avvocato, senatrice per la California dal 2016, ha alle spalle una carriera da procuratrice distrettuale di San Francisco e procuratrice generale della California. Proprio questa sua esperienza professionale le ha attirato più di una critica, ma ha contribuito anche ad aumentare la sua visibilità. Alcuni politici del Partito Democratico, i più radicali, la considerano un poliziotto, in accezione negativa. La Harris è stata candidata alle primarie Dem per le presidenziali del 2020, per poi ritirarsi quasi un anno dopo il suo annuncio, nel dicembre del 2019, perché non era favorita tra i candidati allora in corsa e la sua campagna elettorale non aveva fatto breccia, dando il suo appoggio a Biden l'8 marzo, alcuni giorni dopo il Super Tuesday. All'epoca si disse che Kamala Harris faceva la storia perché era la prima donna non bianca che diventava vicepresidente degli Stati Uniti e la quarta donna, in generale, che ci aveva provato dopo Tony Nathan nel 1972, Geraldine Ferraro nell'84 e Sarah Palin nel 2008. Quest'anno poi il passo indietro di Biden e per la Harris è arrivata un'investitura a tempo di record che ha raccolto la benedizione degli Obama, dei Clinton e di varie stelle del mondo dello spettacolo. Il motto di Kamala Harris è preso dalle parole che le diceva sua madre: «Potrai essere la prima, ma sii sicura di non essere l'ultima». Ora, dopo essere stata la prima donna di colore vicepresidente degli Stati Uniti, è in corsa per la Casa Bianca. Una campagna elettorale in rimonta la sua, per farsi conoscere, far ricredere chi da tempo la critica per la poca incisività politica, anche come vicepresidente, per la gestione di vari dossier spinosi come la crisi migratoria ai confini con il Messico e per smentire tutti i dubbi sulla sua efficacia di governo all'ombra di Biden. La sua parola chiave è freedom, libertà, sui diritti minacciati da una seconda amministrazione Trump e chiede all'America di guardare avanti e non indietro. Nei panni di vice, però, non ha brillato. Ora cerca di recuperare terreno su alcuni temi, come quello chiave dell'aborto. C'è chi sostiene che Kamala Harris si sia schierata in favore della legalizzazione di tutte le droghe, comprese fentanyl, eroina, cocaina, crack, morfina, alcol, crocodile. In realtà, la vicepresidente degli Stati Uniti supporta la depenalizzazione dell'uso personale di tutte le droghe. Harris ha espresso la sua posizione in un sondaggio del 2019. Con i suoi 59 anni e la sua fermezza dietro un sorriso abbagliante, potrebbe funzionare come antitesi a Trump, facendolo apparire vecchio e iroso.
Kamala Harris si sveglia di solito alle 6 del mattino, si allena tutti i giorni per mezz'ora. Sarà la prima donna a sedere dietro la scrivania della Sala Ovale? Sarà la prima donna, professore, a lei la parola. Dunque, io faccio lo storico e non il futurologo, quindi ho una certa difficoltà a spolverare la sfera di cristallo. Vediamo se lo storico indovina. Se andiamo sui sondaggi, i sondaggi indicano un testa a testa fra Kamala Harris e Trump, perché è vero che Kamala Harris è in testa nel computo generale dei voti a livello nazionale, ma come sappiamo il voto del presidente è un voto indiretto. Di fatto contano 7 stati cosiddetti in bilico, dove non c'è una solida tradizione a favore di un partito o a favore dell'altro, e in questi 7 stati di fatto c'è un testa a testa. Trump è in testa, scusate il gioco di parole, la ripetizione, in Arizona, in Georgia e in North Carolina, e Kamala Harris è in testa negli altri 4 stati. Quindi è difficile fare una previsione. Certo che Kamala Harris ha più possibilità di quante ne avrebbe avute Joe Biden, quindi se uno si dovesse proprio sbilanciare in una corsa che, come dicono i sondaggisti, è too close to call, cioè è troppo ristretto il margine per attribuire una vittoria, la favorita sembra essere effettivamente Kamala Harris, che però ha un grandissimo problema. Kamala Harris le sta dando ragione, perché lei dice non penalizziamo più le droghe, quindi sta raccogliendo anche la spazzatura pur di avere consenso. Prego. No, Kamala Harris è in una posizione estremamente difficile, perché si presenta come una candidata innovativa, la grande sorpresa del sostituta di Joe Biden, però è membro dell'amministrazione uscente, quindi allo stesso tempo deve dimostrare di essere una novità e far dimenticare il fatto di essere parte dell'amministrazione in carica. Uno dei grandi temi, accanto all'immigrazione, sulla quale poi forse torneremo, di questa campagna elettorale, è l'economia. Certo. Un'economia che apparentemente è in ripresa, nel senso che c'è un tasso di disoccupazione relativamente contenuto, il 4,2% i dati dello scorso agosto, c'è una stabilizzazione dell'inflazione che invece tra il 2001 e il 2021 e il 2022 era quasi schizzata alle stelle. Però il cittadino statunitense non sembra godere effettivamente dei benefici di questa ripresa economica, perché i dati sono un po' fuorvianti, nel senso che è vero che c'è il 4,2% di disoccupazione, però molti statunitensi sono costretti a svolgere 2, a volte 3 lavori per avere un livello di vita accettabile. Certo. Allora una delle grandi questioni che solleva Trump è che prima della crisi economica provocata dal Covid, sul quale non possiamo attribuirgli nessuna responsabilità, è una pandemia che ha colpito tutto il mondo, gli si può imputare di averla sottovalutata inizialmente, però Trump ha anche il merito dei finanziamenti dati alla ricerca che hanno permesso di realizzare i vaccini già nel dicembre del 2020, e Trump ha dalla sua il vantaggio di dire: quando ero presidente io, fino al febbraio del 2020 l'economia andava a gonfie vele. Questo non si può dire per l'amministrazione Biden, anche se Kamala Harris ha formulato dei programmi estremamente articolati per combattere l'inflazione. In realtà è parte dell'amministrazione uscente, quindi condivide con Biden le responsabilità,
di un futuro visto generalmente grigio dal cittadino americano medio, cioè si è persa la fiducia che domani si vivrà meglio di come stiamo vivendo oggi. Certo, non c'è dubbio, ma devo correggere una cosa, che il vaccino era già stato scoperto, cioè la tecnica per ottenere quel tipo di vaccino era già in parte scoperto, quindi poi naturalmente ne hanno approfittato perché c'era una ricercatrice che aveva già da 10 anni approfondito il metodo per riuscire, ma quel metodo serviva per ottenere una sostanza antitumorale e quindi diciamo che la pandemia ha aiutato l'uso di quella tecnica per essere applicata poi per fare un vaccino. Allora, vediamo il secondo contributo, Trump-Harris, sfida aperta all'ultimo stadio. Ex presidente americano, imprenditore e personaggio televisivo, Donald Trump è una delle figure più celebri e controverse della storia americana contemporanea. Lo stile di vita dedito al lusso, i tanti libri pubblicati, i tanti scandali di cui è stato protagonista e la partecipazione a film e trasmissioni televisive lo hanno reso una personalità popolare ma anche divisiva. La presidenza degli Stati Uniti è stata l'ultimo capitolo di una lunga carriera che prima delle elezioni del 2016 non lo aveva mai visto impegnato attivamente in politica. Dopo il supporto a Ronald Reagan alla fine degli anni 70, Trump si era schierato attivamente con i repubblicani. Nel 2011 dichiara di essere intenzionato a candidarsi alla presidenza con i repubblicani. L'affermazione verrà poi smentita a seguito di sondaggi non favorevoli. La vera corsa alla Casa Bianca di Donald Trump inizia quindi con le presidenziali del 2016, al termine del doppio mandato di Barack Obama. Contrapposto a Hillary Clinton, che era data favorita, Trump organizza un'intensa campagna elettorale in tutto il paese, che, nonostante le controversie e gli scandali, lo porta a vincere, pur non avendo mai ricoperto in passato una carica politica. Il suo mandato si conclude ufficialmente nel 2020 con l'elezione di Joe Biden. Trump però non accetta il risultato, denuncia brogli e innesca una battaglia legale per il riconteggio dei voti, che però non porta a nulla. I sostenitori più fedeli, incitati da Trump, si renderanno protagonisti di un vero e proprio assalto alla sede del Congresso americano, a Washington, nel giorno dell'ufficializzazione dei risultati. Una pagina buia per la democrazia a stelle e strisce, per la quale Trump è finito a processo, ma la Corte Suprema ne ha decretato la scorsa estate la parziale immunità. La campagna elettorale di Biden aveva commentato in un comunicato: Trump è candidato alla presidenza pur essendo un criminale condannato. Pensa di essere al di sopra della legge ed è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere e mantenere il potere. La sentenza della Corte Suprema fa tornare il caso nelle mani della giudice Tanya Kutlan, che dovrà decidere se una parte delle accuse deve essere archiviata sulla base della distinzione dei 9 saggi tra azioni decise nei poteri costituzionali del Presidente e azioni intraprese nella sua capacità privata. Questo comporterà un ulteriore slittamento dei tempi del dibattimento, sicuramente oltre l'Election Day del 5 novembre. Intanto il confronto con Kamala Harris prosegue spalla a spalla nei sondaggi, che danno avanti di 1 o 2 punti la candidata democratica, ma era stato così anche per Hillary Clinton. Bene, Alberto Franceschi, a lei un commento su questo passaggio. Allora io posso dire questo: sicuramente è uno scontro tra 2 soggetti che effettivamente sono abbastanza complessi e particolari. Per quanto riguardava il confronto ante Kamala Harris, ovviamente con Biden era pressoché una storia che andava a scriversi. Oggi purtroppo l'inserimento di Kamala Harris è un tassello che fa contenti tanti aspetti, cioè soddisfa alcune cose che secondo me a livello politico e
l'amministrazione americana piacciono. È una donna che piace alle istituzioni americane e da come poi si è potuto leggere dai finanziamenti che ha ricevuto, piace anche a molti diciamo imprenditori in America, lasciando stare un attimo quello che è successo con il discorso dell'ultimo finanziamento che ha ricevuto Trump da parte dell'imprenditore, del noto imprenditore. Diciamo che altri hanno scelto Kamala Harris. Sicuramente sono due soggetti che sono tosti e sicuramente da quello che si può leggere nella biografia di Kamala Harris non è una che te le manda a dire, non è soprattutto una persona che non ha ben chiari i passi che deve fare e il funzionamento della struttura diciamo amministrativa del governo americano, e questo è un dato di fatto. A livello economico è vero che Trump ha diciamo portato l'economia americana a livelli, ovviamente come è stato detto, pre-Covid e diciamo situazione di pandemia eccetera, a livelli interessanti, ma è anche altrettanto vero che questa signora ha in qualche maniera il consenso delle lobbies americane o di alcune lobbies americane, e questo bisogna tenerne conto, perché su uno scontro del genere alla fine è vero che votano i grandi elettori, è vero che ci sono alcuni stati che hanno più potere elettivo rispetto ad altri, ma è anche altrettanto vero che in America money is money, cioè il denaro ha il suo peso e chi governa il denaro ha la sua influenza, ed è questo uno dei temi. Sul fatto di quello che la Harris potrà fare una volta, se verrà eletta o meno, il grande punto di domanda sul quale io non ho sentito grandi risposte da parte di nessuno dei due, è il BRICS, cioè è quella nuova coalizione asiatica di creare una terza moneta che va a fare leva sia sull'euro sia sulla moneta americana, e questo presuppongo che da Trump verrà combattuto, dalla Harris non lo so. Certamente, bene. Allora passiamo al terzo contributo, così, presidenziali. USA, come si vota? L'elezione del presidente degli Stati Uniti è un processo complesso che coinvolge cittadini e istituzioni. Ogni partito politico organizza le elezioni primarie e i caucus in ciascuno degli stati, e questo permette agli elettori di scegliere i delegati che supporteranno un candidato specifico alla convention nazionale del partito. Le primarie sono elezioni organizzate dove gli elettori votano in seggi. I caucus sono riunioni locali in cui i membri del partito discutono e scelgono i candidati attraverso un processo più informale. I delegati scelti nelle primarie e nei caucus partecipano alle convention nazionali del loro partito, dove si seleziona ufficialmente il candidato alla presidenza e la sua linea politica. I candidati scelti dai partiti alla presidenza iniziano una campagna elettorale nazionale con dibattiti, incontri pubblici e sui media per convincere gli elettori a sostenerli. L'elezione del presidente americano però non si basa direttamente sul voto popolare. I cittadini sono chiamati a votare per i grandi elettori che faranno parte del collegio elettorale che eleggerà il presidente. Ogni Stato ha un numero di grandi elettori dato dalla somma dei suoi senatori, 2 per ogni Stato, e dei suoi rappresentanti alla Camera, che dipendono dalla popolazione. In totale i grandi elettori sono 538. La maggior parte degli Stati adotta il sistema chi vince prende tutto. In pratica il candidato che ottiene la maggioranza dei voti popolari nello Stato si aggiudica tutti i grandi elettori dello Stato. Gli unici stati che fanno eccezione sono il Maine e il Nebraska, che usano un sistema proporzionale. Dopo il voto di novembre, i grandi elettori si riuniscono a dicembre per votare formalmente il presidente e il vicepresidente.
Per vincere un candidato deve ottenere la maggioranza dei voti elettorali, ossia almeno 270 su 538. A gennaio poi il Congresso degli Stati Uniti si riunisce in seduta congiunta per votare i voti del collegio elettorale e certificare ufficialmente il vincitore. Il presidente eletto presta giuramento il 20 gennaio e inizia ufficialmente il suo mandato quadriennale. Questo processo, noto per la sua struttura unica, riflette il sistema federale e l'equilibrio tra la volontà popolare e l'influenza degli stati nel decidere il presidente. Prego, professor Rucconi, vuole spiegare meglio questo meccanismo? Ma come dicevamo all'inizio è stato un copia e incolla, a modo loro chiaramente, del diritto veneziano di eleggere il Doge, ma naturalmente in un paese così grande, con tanta popolazione poco gestibile, sicuramente è stato un percorso di garanzia nei confronti delle elezioni del vero presidente. Ma naturalmente quando si fa una legge poi si trova anche l'inganno, ma si può anche migliorare la legge. Prego, a lei. Dunque, il problema di questo meccanismo, che sembra complesso ma in realtà è meno complesso ed è stato spiegato in maniera molto chiara nel contributo video che abbiamo appena visto, è un retaggio del Settecento. Fine Settecento, quando nascono gli Stati Uniti, i padri fondatori non erano democratici, temevano la democrazia perché vedevano la democrazia l'abuso della maggioranza ai danni della minoranza e quindi vollero introdurre una sorta di filtro. Perché, scusa, interrompo, perché c'erano più poveri che ricchi. Sì, e quindi ha detto stiamo attenti. In tutti i paesi ci sono più poveri che ricchi, anche negli Stati Uniti delle origini, quindi vollero introdurre questo filtro rappresentato dai grandi elettori tra la popolazione e il vertice del potere federale. L'elezione indiretta del presidente con l'assegnazione dei grandi elettori col sistema della maggioranza, ovvero sia chi ottiene la maggioranza anche per un solo voto in uno Stato, ottiene tutti i grandi elettori di questo Stato, salvo il caso del Maine e del Nebraska, può creare delle situazioni in cui c'è una discrasia tra il voto popolare e il voto dei grandi elettori. L'esempio più recente lo abbiamo visto nel 2016. Hillary Clinton ha preso circa 3 milioni di voti popolari più di Trump. Se negli Stati Uniti fosse stato in vigore il sistema di elezione diretta del presidente come c'è in Francia, Hillary Clinton sarebbe diventata presidente degli Stati Uniti. Invece il gioco, diciamo così, il meccanismo dei grandi elettori col sistema maggioritario di assegnazione dei grandi elettori agli stati ha permesso a Trump di diventare presidente. Questo va un po' contro la visione che abbiamo in Occidente, non solo in Occidente, della democrazia, per cui uno vale uno. Ecco, negli Stati Uniti uno non vale uno e si possono creare queste situazioni. Poi c'è un ulteriore problema rappresentato proprio dal voto fisico dei grandi elettori. I grandi elettori formalmente si impegnano a votare per un certo candidato alla presidenza, però in 20 dei 50 stati dell'unione non hanno nessun obbligo di rispettare questo impegno preso con gli elettori, e in passato ci sono stati alcuni casi numericamente irrilevanti e politicamente ininfluenti in cui i grandi elettori hanno cambiato idea e invece di votare per il candidato che si erano impegnati a sostenere ne hanno votato un altro. In 30 dei 50 stati questo non è possibile, perché il voto del grande elettore è un voto palese e se il grande elettore tradisce il mandato dei suoi elettori viene sostituito, però in altri 20 stati questo non succede. Altro problema delle elezioni è che, diceva il filmato, per semplificare si vota il 5 novembre, in realtà dal 20 di settembre
è iniziato il voto postale. Il 20 di settembre in Minnesota, in South Dakota e in Virginia si è già cominciato a votare. Il voto viene mandato per posta e il voto per posta dà possibile... ci sono i possibili casi di frode elettorale, che sono quelli a cui si è appellato Trump nel 2020 per cercare di invalidare l'elezione di Biden. Qual è il problema? Il problema è che nel plico che viene mandato alle commissioni elettorali di contea, per dimostrare che il voto è stato inviato da un avente diritto, è necessario inserire un tagliandino con la firma dell'elettore. Questa firma ovviamente è separata dalla busta in cui c'è la scheda anonima. Questa firma deve combaciare con la firma che è stata depositata presso la commissione elettorale dai singoli elettori all'atto della iscrizione nelle liste elettorali. Perché negli Stati Uniti, a differenza che in Italia, il voto è sì un diritto, però il cittadino deve manifestare la sua intenzione di avvalersene. Non gli arriva la scheda elettorale a casa, deve andare alla commissione elettorale e dire io voglio votare. Siccome nessuno firma due volte allo stesso modo, c'è un ampio margine di discrezionalità da parte degli scrutatori per decidere se queste firme combaciano o non combaciano. Qual è il problema? Il problema è che di solito vota per posta chi tendenzialmente voterebbe per il Partito Democratico, anziani e lavoratori dipendenti, perché un'altra caratteristica degli Stati Uniti è che non si vota in un giorno festivo. Questa è un'eredità della religiosità puritana, no? La domenica è il giorno del Signore, bisogna riposarsi e quindi non si può nemmeno andare a votare. E per votare fisicamente al seggio è necessario richiedere un permesso al proprio datore di lavoro, che è un permesso che generalmente non è retribuito. Quindi i voti postali generalmente sono voti democratici. Contestare il voto postale vuol dire annullare in gran parte voti democratici. Se qualcuno ricorda, nella notte elettorale del 2020, quando fu fatto lo spoglio dei voti depositati ai seggi, Trump risultava in vantaggio in Michigan e in Pennsylvania, perché, banalizzo, avevano votato i ricchi, avevano votato i liberi professionisti, avevano votato quindi i repubblicani. Quando cominciarono ad affluire i voti mandati per posta, il margine di Trump si ridusse progressivamente e alla fine Joe Biden risultò vincitore in Michigan e in Pennsylvania. Questo diede adito alla contestazione da parte di Trump. Qualcuno mi ha fregato, ha alterato le schede, ha mandato schede senza avere diritto di votare perché le firme non coincidono. Ovviamente tutte queste accuse sono state annullate, non sono state prese in considerazione da tutti i tribunali di ordine e grado fino alla Corte Suprema, dove la maggioranza dei giudici era stata nominata da repubblicani, però questo è il rischio che si può ripresentare il 5 di novembre. Molto probabilmente la notte fra il 5 e il 6 novembre non sapremo chi sarà il vincitore delle elezioni, perché chi perderà, dicevo prima, ci sono più possibilità che lo sconfitto sia Trump che non Kamala Harris, presenterà il ricorso e cercherà di contestare proprio i voti inviati per posta. Quindi gli Stati Uniti sembrano una meravigliosa democrazia, ma questo non è. Non è, almeno secondo i criteri di quella che dovrebbe essere una democrazia come viene concepita in Occidente. La Costituzione non è un patto fra i cittadini e lo Stato, nonostante il preambolo si apra con l'espressione noi il popolo. La Costituzione è un patto fra Stati. E il mantenimento del voto indiretto col sistema dei grandi elettori è la logica conseguenza del fatto che i piccoli stati si oppongono a cambiare la Costituzione perché perderebbero influenza politica. Nessuno andrebbe a fare campagne elettorali in Wisconsin o in Wyoming
stati che complessivamente hanno una popolazione inferiore a un distretto della città di New York. Bene, quindi Hitchcock è ancora d'attualità. C'è la suspense delle elezioni elettorali è ancora in auge. Allora chiederei una conclusione a Franceschini di questa elezione, come le vede, come diciamo, guardi, spettatore di questo dibattito. No, è stato un piacere sentire il professore, perché ha esposto esattamente le perplessità per le quali ci sono varie componenti in ballo. Kamala Harris è sicuramente un personaggio scomodo per Trump. Noi diciamo che in Italia siamo un po', se vogliamo guardare dal di qua di cosa accadrà, siamo un po' preoccupati, perché è come dire il primo cittadino, l'America vola a sinistra, l'Italia vola a destra, e quindi potrebbero essere distorsioni, e questo che si vuole un po' anche dare in pasto alla gente, distorsioni a livello politico generale. In realtà io penso che il Trump giustamente è un personaggio che è sicuramente un personaggio cinematografico, io non so, ma gli farei 20 miliardi di film, perché veramente con tutte quelle che fa ogni giorno fra lui e Elon Musk sono veramente dal numero uno sulle locandine dei cinema. Però è da vedere anche il discorso che la gente, e soprattutto l'azione politica e tattica della Harris, che io penso sarà il vincitore, per questo sto dicendo così da inizio puntata, è stata fatta molto intelligentemente sia sugli imprenditori e sulle grandi lobbies, e questo lo dico perché ho visto gli esiti di come sono arrivati i soldi dei finanziamenti. Ovviamente tutti sanno, ripeto quello di prima, il grande finanziamento di Elon Musk, ma è uno, ma tutti gli altri hanno dato soldi alla Harris, e quindi sicuramente questo è un dato di fatto. Quindi agli imprenditori la Harris o ai lobbisti piace. E la stessa cosa, come ha appena spiegato il professore, il popolo gli piace, il popolo è in quel segmento lì, quindi Harris in questo momento è quella che ha fatto il compitino migliore, è riuscita a prendere sia chi diciamo è la sua popolazione naturale di votanti, sia anche parte degli altri, perché la Kamala Harris è dentro, e questo lo dico perché nei servizi mancava, è fortemente dentro quello che è il settore farmaceutico, sanitario, e quindi questo in questo momento è un dato importante. Posso fare una piccolissima aggiunta? Prego. Sugli aspetti finanziari ricordo che nel 2016 Hillary Clinton spese di più di Donald Trump nella campagna elettorale e fu nonostante questo sconfitta. Quindi è vero che, come dicono alcuni, gli Stati Uniti sono la miglior democrazia che il denaro può comprare, ma a volte non bastano i soldi per vincere le elezioni. L'altro aspetto, a beneficio del pubblico, è la differente strategia che stanno adottando i candidati. Kamala Harris cerca di strappare i moderati a Trump, cerca di mobilitare gli indecisi. Trump invece ha una strategia diametralmente opposta, che non ha il suo focus nei moderati, ma ha il suo focus nella mobilitazione degli estremisti, esatto, neonazisti, suprematisti bianchi, ipernazionalisti, che in passato non si erano riconosciuti nei programmi moderati presentati sia dai repubblicani sia dai democratici. Quindi c'è un'area di riferimento diversa. Trump ha un proprio social che è Truth Social, proprio perché vuol parlare soltanto agli estremisti, non gliene importa niente dei moderati. La scelta di J.D. Vance
come candidato alla vicepresidenza va proprio in questa direzione. Non è la risposta, tutti hanno detto se Biden si fosse ritirato prima Trump probabilmente avrebbe scelto un altro personaggio come vicepresidente. No, Vance è il candidato ideale perché se Trump vincesse e diventasse vicepresidente assicurerebbe una continuità politica all'estremismo della destra, dico così per semplicità, statunitense. Tant'è vero, esiste un progetto fatto da una serie di think tank di iperconservatrici che si chiama il progetto 2025 di rafforzamento dei poteri dell'esecutivo, che è proprio quello che la destra estremista, la destra iperconservatrice vuol realizzare. Formalmente Trump ha preso le distanze da questo progetto, ma in realtà è questo il progetto che rappresenta il collante dell'estremismo e che porta gli estremisti a mobilitarsi a favore di Trump. Ricordo un dato che tra il 2016 e il 2020 Trump, nonostante la sconfitta, è riuscito a prendere 10 milioni di voti in più, proprio perché ha mobilitato queste frange che fino a quel momento si sentivano ignorate dalla politica tendenzialmente moderata. Certo, sono elezioni di pancia più che di testa. E vi ringrazio perché torneremo naturalmente, perché seguiremo anche le elezioni in diretta, e torneremo a parlare appunto degli Stati Uniti, perché chiaramente l'impero comanda e noi saremo i sudditi. Grazie del vostro intervento. Certo, grazie allora al professor Stefano Luconi per essere stato con noi in studio e grazie ad Alberto De Franceschi in collegamento.